Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle. Veramente importante iniziativa da parte del Comune di Porto Tolle di intitolare questa piazza in larga Europa a Porto Tolle, appunto, alla giornata del ricordo e alla giornata della memoria. Ascoltiamo un po' di interventi importanti da parte anche dei ragazzi della terza B dell'Istituto Comprensivo di Porto Tolle, con la presenza di tutte le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. La presenza dei giovani è importante perché non solo non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo far sì che sia un obiettivo che certe cose non si debbano più ripetere. Viero, membro della Commissione Pari Opportunità di Porto Tolle, ed oggi sono qui in veste per raccontarvi la storia di una giovane donna, Norma Cossetto, che suo malgrado è stata vittima e poi diventata martire della tragedia delle foibe e dell'esodo che ha coinvolto gli italiani delle terre istriane, fiumane e dalmate durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Storia di una donna che ha vissuto gli orrori di guerra, dove la prevaricazione del nemico passa anche attraverso il sopruso della donna come tattica per colpire nel cuore una comunità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, si perpetrò una vera e propria pulizia etnica nei confronti degli italiani residenti nelle terre jugoslave, che li portarono a condizioni di prigionia, campi di lavoro forzato e morti nelle foibe che coinvolsero fra i 4.000 e i 5.000 persone circa. Molti riuscirono a fuggire nel grande esodo di massa che coinvolse tra le 250 e le 350.000 persone tra il 1945 e il 1956. Anche in questo conflitto le donne, colpevoli spesso di essere mogli, madri, sorelle o figlie di persone ritenute condannabili, vennero catturate al posto dei loro parenti o congiunti, usate come ostaggi o per scontare vendette personali. Norma Cossetto fu una di queste vittime. Nata il 17 maggio del 1920, laureata a pieni voti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova, coronò il suo sogno di intraprendere la professione di educatrice. I suoi contemporanei la ricordano come una giovane ragazza dedita allo sport, molto portata per gli studi e per le lingue straniere. Parlava bene il francese e il tedesco, si dedicava anche allo studio del pianoforte, amava il canto e la pittura. L'assassinio di Norma si consumò nella notte tra il 4 e il 5 novembre del 1943, assieme a quello di altre 25 persone. Purtroppo molte donne imprigionate vennero violentate e seviziate. Norma, che continuava a rifiutare ogni collaborazione con il Movimento Popolare di Liberazione, venne portata in una stanza a parte, spogliata e legata a un tavolo. Qui venne ripetutamente violentata da 17 aguzzini e dopo giorni di sevizie gettata nuda nelle foibe di Villa Surani, sita alle pendici del Monte Croce. Il 10 dicembre del 1943 i vigili del fuoco di Pola recuperarono la salma di Norma, rinvenuta supina, nuda, con le braccia legate con il fil di ferro, su un cumulo di altri cadaveri aggrovigliati, gravemente sfregiata. Quella di Norma è solo una delle centinaia di storie che potremmo ricordare oggi, solo una tra quelle di cui abbiamo testimonianza, ed è a lei e alle altre centinaia di storie che non conosceremo mai che dedichiamo il nostro ricordo, con la speranza che simili eccidi restino parte esclusiva di un passato che non tornerà e che non smetteremo mai di ricordare. Sappiamo bene anche che tuttora ci sono popolazioni che stanno vivendo dei veri e propri esodi da terre di conflitto, minoranze composte da uomini, donne e bambine che purtroppo scappano dalle proprie case perché in pericolo o perché cacciati e si ritrovano in questo momento a morire letteralmente dal freddo anche ai confini della nostra Europa. Allora, cerchiamo di dare un senso ancora più profondo e importante a giornate commemorative come queste, perché la storia insegna a non dimenticare, a non rifare orribili errori e non giriamoci dall'altra parte. Anche fossero 10, è la brutalità che conta, la brutalità in cui hanno ucciso quelle persone, legandoli per due e uccidendone solo uno e l'altro trascinava con sé quello che non era stato colpito. Ragazzi,
Io vi auguro di diventare grandi, di poter studiare, di poter elevarvi un po' e non propagandate cose inutili, propagandate la pace e la tranquillità di tutte le genti. Basta, grazie.